Siamo tornati nuovamente in studio per parlare però di INEI nel nostro spazio dedicato alla sanità, e lo facciamo insieme al dottor Alessandro Gatti, direttore UOC Dermatologia dell'ospedale di Treviso. Intanto buongiorno e grazie per essere qui. Buongiorno e buongiorno a tutti i telespettatori. Insomma, ne parliamo, tante le persone che insomma hanno NEI nel corpo, lo sappiamo. Intanto partiamo spiegando cosa sono i NEI, oppure chiamati nevi. Sì, sono sinonimi, ecco. Neo significa imperfezione, quindi neo in realtà è un qualcosa che c'è sulla cute che è considerato come un'anomalia. Esistono diverse tipologie di nevi, in realtà ogni struttura della cute può avere il suo neo. Noi in genere, quando ci riferiamo ai nei, parliamo dei nei melanocitari, cioè i nei marroni, scuri o chiari, però formati da melanociti. Però esistono ad esempio anche i nevi vascolari, che si chiamano angiomi, o i nevi pilari, i nevi sebacei, eccetera. Però direi oggi ci concentreremo sui nevi melanocitari. I nevi quindi sono di per sé delle strutture benigne che sono formate proprio da cellule che normalmente sono presenti sulla cute, che di per sé non hanno una propensione a trasformarsi in qualcosa di maligno, quindi sono esattamente delle imperfezioni, è tutto lì. Esistono nevi che sono presenti già alla nascita, quindi sono chiamati nevi congeniti, possono essere piccoli, grandi, giganti, ecco lì poi c'è una gestione particolare delle varie situazioni. Oppure più comunemente i nevi acquisiti che cominciano a comparire nella prima infanzia ed è normale che poi nelle prime decadi di vita continuino a comparire. Si possono formare anche in età adulta? Possono formarsi anche in età adulta, quando compaiono in età adulta, soprattutto dopo i 40 anni e magari sono delle nevi particolarmente appariscenti, magari bisogna prestare un po' più di attenzione, perché è un po' meno frequente, ecco, che compaiono dei nei. Ecco, vedete il numero di sovraimpressione. Se avete domande da porre al nostro dottor Gatti, noi siamo qui, così insomma, se c'è qualcosa da chiarire possiamo insomma rispondere. Ovviamente riguardante i NEI, lo diciamo sempre perché magari poi ci sono domande che non riguardano invece questa problematica. Che cos'è un melanoma però? Ecco, un melanoma invece è un tumore maligno della pelle, è un tumore che ha anche un'aggressività, può avere un'aggressività importante, infatti è gravato da una mortalità significativa e questo nasce da un melanocita che subisce un danno irreversibile, che non viene controllato dai nostri sistemi di controllo e che comincia a crescere. Quindi l'inizio è il melanocita, non è il neo. Il melanocita può essere effettivamente parte di un neo e quindi casualmente può succedere che un melanoma insorga anche in un nevo melanocitario. Esistono anche forme di melanoma più rare che non sono presenti sulla cute, ad esempio il melanoma oculare, il melanoma che nasce nelle meningi, nella mucosa dell'apparato gastroenterico, perché anche in queste aree sono presenti i melanociti che sono quelle cellule che ci producono la melanina, che quindi ci fanno abbronzare. In quei casi rari che ho spiegato ovviamente non c'è l'effetto dannoso dei raggi ultravioletti che invece è presente sulla cute. Quindi, limitandoci al melanoma cutaneo, questo danno che è causato in particolare dai raggi ultravioletti è un danno che avviene casualmente. Quindi se noi immaginiamo che la nostra superficie cutanea è per la maggior parte costituita da cute senza nei, è più probabile che un danno avvenga in una zona dove non c'è un neo. E in effetti, nella stragrande maggioranza dei casi, il melanoma insorge sulla cute dove non c'è precedentemente un neo. E quindi il primo segno di allarme è la novità, accorgersi che c'è qualcosa di nuovo, che ha magari un aspetto anomalo, che non siamo abituati a vedere, che si nota in maniera importante. Che assomiglia però a un neo. Può somigliare a un neo, però ha anche delle differenze. Le differenze sono, in primo luogo, che tende a crescere con una certa velocità in unità di tempo breve o media, mentre un neo in genere si accresce ma molto più lentamente, tranne qualche categoria di neo particolare. E poi ha spesso una forma
irregolare e che anche cambia nel tempo, è asimmetrico, mentre i nei tendono a essere simmetrici, può avere una pigmentazione distribuita in modo irregolare, magari concentrata maggiormente sui bordi in un settore, mentre gli altri hanno una pigmentazione più diciamo omogenea, oppure può avere più colori, ci può essere il nero, il rosso, il marrone, il bianco, il blu, no? E quindi queste associazioni di colori, più ce ne sono, più attirano l'attenzione e più possono allarmare. Ovviamente il dermatologo ha l'esperienza e gli strumenti per poter poi fare una diagnosi su una neoformazione che ha delle caratteristiche anomale, perché non sempre una cosa anomala è effettivamente un melanoma. Però diciamo che se notiamo sulla nostra pelle una lesione strana che non avevamo visto prima e che ha un aspetto così irregolare rispetto alla normalità di un neo che è omogeneo, che ha una pigmentazione distribuita in maniera omogenea, ecco, ci deve essere un segno di allarme. Tante volte ci rendiamo conto che i pazienti che arrivano poi con una diagnosi di melanoma si erano resi conto che c'era questa novità, che c'erano dei cambiamenti, però per qualche motivo non li hanno associati a un segno di allarme, o perché non c'era la conoscenza, alle volte anche per paura, perché magari si ha paura di una diagnosi che invece insomma, sarebbe un po' peccato far passare del tempo, mentre in cui mi accorgo lì il tempo è importante, perché più precoce è la diagnosi, migliore poi è la prognosi. Certo, i fattori di rischio infatti del melanoma sono proprio questi, insomma. Esatto, quindi sono quelli che conosciamo, allora sono legati anche a fattori diciamo personali dell'ospite. Ci possono essere i fattori genetici, ad esempio il melanoma familiare, che per sé non vuol dire avere un familiare con un melanoma, ma avere una situazione in cui c'è anche una mutazione genetica che è correlata al melanoma familiare fa sicuramente aumentare il rischio. Il fatto di avere tanti nei è un fattore di rischio, tanti nei intendiamo più di 80-100 nei, o avere più di 4-5 nevi cosiddetti displastici, che sono quei nei brutti, grandi, che magari potrebbero sembrare anche un melanoma ma non lo sono, anche quello può essere un fattore di rischio. Chi ha la pelle chiara, chi ha subito tante scottature solari, soprattutto nei primi 20 anni di vita, ecco, sono tutte condizioni a rischio che vanno prese in considerazione e quindi che dovrebbero far alzare il livello di guardia in queste persone. Cioè c'è una diversità, nel senso possono essere predisposte più le donne rispetto agli uomini, oppure assolutamente è uguale? Allora, in realtà c'è una leggera prevalenza degli uomini rispetto alle donne, che poi cambia leggermente anche secondo le fasce di età. Per quello che riguarda le sedi, invece, possiamo dire che, ad esempio, il dorso è una sede che più frequentemente si ritrova nell'uomo, invece le arti inferiori, le gambe in particolare, sono una sede più frequente nelle donne. Questo è probabilmente legato a fattori di abitudine di esposizione al sole, probabilmente sedi privilegiate di scottature, questo potrebbe essere anche una spiegazione. In realtà sì, non è che sia stato spiegato completamente questo fatto. Ecco, quindi una volta che una persona si accorge di avere comunque un neo diverso, chiamiamolo così, ovviamente è importante che si attivi, si rivolga al medico, interpelli il medico di famiglia in primis, che poi potrà inviarlo a una valutazione dermatologica. Ecco, come viene gestito poi un paziente che ha una diagnosi di melanoma? Ecco, esistono varie categorie di rischio legate al melanoma, quindi per fortuna nella maggior parte dei casi la diagnosi viene fatta precocemente, quindi tanti melanomi che vediamo sono sottili, se non in situ, che vuol dire che non hanno neanche superato la membrana basale, oppure hanno uno spessore sottile e sono correlati a un'ottima prognosi. In questo caso è importante fare quello che si chiama intervento di radicalizzazione, quindi si fa un allargamento che può essere di 5 o 10 mm, questo per avere un controllo dei margini, perché allo stato attuale sappiamo che mantenendo questo margine abbiamo un rischio estremamente basso di una recidiva locale del melanoma e un controllo appropriato, quindi ci rendiamo conto se ci sono magari delle porzioni di melanoma che non sono state comprese nella prima asportazione, anche se magari i margini erano liberi, è raro ma può succedere, e in genere in assenza di residuo di malattia
la prognosi di queste situazioni è molto buona, che oltre il 95% dei casi ha una sopravvivenza ai 10 anni, e non richiede neanche tra l'altro dei controlli particolari, se non una visita ogni 6-12 mesi per controllare eventuali recidive o la comparsa di nuovi melanomi, il cui rischio è più importante tra i primi 2-5 anni. Ecco, vogliamo ricordare che più si attende, più ovviamente c'è una possibilità di progredire, il melanoma può approfondirsi, perché il parametro più importante è la profondità di invasione. Ecco, man mano che il melanoma si approfondisce, ecco che aumenta il rischio di possibile coinvolgimento linfonodale in primo luogo e anche di altri organi e apparati. Quando quindi siamo a gestire melanomi in fase localmente più avanzata, ecco che entrano in gioco degli esami diagnostici che sono da fare prima di procedere con il trattamento, e il trattamento può prevedere, oltre all'allargamento, che in caso di melanomi molto profondi può arrivare a 2 cm se anatomicamente non ci sono problematiche, e comprende la biopsia del linfonodo sentinella, che permette di stadiare, cioè di capire effettivamente il livello di invasione del melanoma, perché se presente ad esempio malattia a livello linfonodale, in assenza di ovviamente malattia a distanza non trattabile, può essere passibile di un trattamento cosiddetto preventivo, si chiama adiuvante. Ci sono dei farmaci che si possono utilizzare per abbassare il rischio di questi melanomi che hanno un rischio più alto di recidivare nel tempo. Quindi dietro la gestione di questo paziente c'è un'intera equipe, un gruppo multidisciplinare che si occupa del paziente, del percorso del paziente, che oltre appunto alla mia unità operativa e ai miei collaboratori prevede la collaborazione con gli oncologi, i chirurghi plastici generali, il radiologo, l'anatomopatologo, perché poi i casi più complessi vanno gestiti in maniera condivisa per prendere delle decisioni appropriate in base alle nostre conoscenze. Più specialisti? Sì, c'è anche il radioterapista ad esempio, perché in certe situazioni interviene anche lui, c'è il radiologo che ovviamente ci aiuta a interpretare poi in fase di follow-up e di gestione del paziente in trattamento il referto radiologico per capire se un paziente è in progressione, se ha altre patologie oppure se ha risposto in maniera adeguata alla terapia. Ecco, sempre di più insomma, le persone, l'abbiamo visto e lo diciamo anche durante l'estate, si mettono al sole senza magari protezione, e questo è un problema non indifferente, è un po' un'abitudine di tante persone, questo è un problema non indifferente, perché questo poi... Sì, certamente, come dicevo prima, per il melanoma cutaneo il fattore di rischio più importante è proprio l'esposizione al sole, caratterizzata da scottature solari ripetute. E i numeri che vediamo del melanoma, che negli ultimi anni è aumentato come incidenza, è probabilmente anche legato a questa abitudine che negli anni passati, diciamo a partire dalla metà degli anni 70 in poi, hanno portato a utilizzare non solo l'esposizione solare naturale in maniera così un po', chiamiamola garibaldina, ma anche l'utilizzo delle sorgenti artificiali di luce ultravioletta, che producono un progressivo aumento del danno a livello del materiale genetico che c'è sulla cute, e quindi in questo caso, parlando di melanoma, sui melanociti, quindi aumentando il rischio di melanoma. Le scottature solari tendono ad avere un rischio relativo su base 2 rispetto al fatto di non aver avuto le scottature solari, quindi è diciamo, un rischio significativo. Quindi il fatto di esporsi correttamente, di usare correttamente la protezione solare e di limitare l'esposizione, soprattutto nelle ore centrali della giornata, sono le basi per ridurre il rischio legato a questo fattore. Ecco, quali strumenti avete a disposizione per la diagnosi dei melanomi? Allora, per la diagnosi dei melanomi, nel momento in cui noi vediamo quindi un paziente che arriva in ambulatorio con una neoformazione da valutare, no? Perché abbiamo detto si è individuata una lesione potenzialmente sospetta. Quindi innanzitutto chiaramente facciamo un'anamnesi del paziente e lo esaminiamo per i nei che ha sulla superficie cutanea. Abbiamo a disposizione uno strumento che ormai fa parte del nostro strumentario quotidiano, che è il dermatoscopio. Sì.
che è un po' come il fonendoscopio per l'internista o il cardiologo. Noi riusciamo col dermatoscopio a valutare le strutture che non sono visibili a occhio nudo, che si trovano nei primi strati di cute, in particolare quelle pigmentate, ma anche strutture non pigmentate come le vascolari. E quindi questo ci aiuta molto perché ci sono delle caratteristiche specifiche che ci possono orientare sulla diagnosi. Ad esempio possiamo distinguere tra una keratosi seboroica, che è una lesione pigmentata alle volte, che è assolutamente benigna, e una neomelanocitario o un melanoma perché ha delle caratteristiche specifiche. In particolare poi tra le lesioni melanocitarie, nevi e melanomi hanno, è vero, delle caratteristiche che possono essere condivise, ma il melanoma ha delle caratteristiche specifiche che, se poi presenti e valutate in maniera attenta, possono indurre a sospettare la diagnosi, anche in lesioni che alle volte apparentemente a occhio nudo potrebbero non sembrare direttamente così francamente sospette. Un altro strumento che abbiamo a disposizione è il videomicroscopio digitale. Questo, a differenza della dermatoscopia manuale, permette di conservare le immagini e di poter valutare a distanza di tempo, mediamente 6 mesi, l'evoluzione di una lesione. Quindi noi magari abbiamo un paziente con una neoformazione melanocitaria che però non è così francamente sospetta che da indurre a suggerire subito l'asportazione, la possiamo mettere in osservazione e controllare se nel tempo evolve, perché un melanoma non rimane fermo di solito, oppure se non ha un'evoluzione dalle caratteri sospetti, per cui possiamo anche ridurre il numero delle asportazioni necessarie. Le lesioni che non dovrebbero essere messe a follow-up sono quelle nodulari. Le lesioni nodulari non hanno delle caratteristiche così facilmente valutabili e distinguibili, e una lesione nodulare è per sua definizione una lesione profonda, quindi o siamo francamente certi che quella è una lesione benigna e allora non abbiamo bisogno di rivedere il paziente, se no in quel caso, nell'altro caso, è opportuno procedere all'asportazione, perché un melanoma nodulare può diventare da poco invasivo a molto pericoloso anche nel giro di non molti mesi, 4-5 mesi può diventare più critica la situazione. Quindi attenzione alle lesioni nodulari che crescono, quelle che sono presenti da molto tempo. E che sono visibili, sì, sono riconoscibili. Sono riconoscibili, sì. Beh, come dicevo prima, il melanoma non sta mai fermo, certo, no? Quindi cresce. Si modifica, cresce. Quindi se noi abbiamo una lesione nodulare di colore uniforme, che ce l'abbiamo da una vita, quello non sarà un melanoma. Se invece abbiamo una neoformazione che è presente da pochi mesi e magari ci siamo accorti che il mese prima misurava 1-2 mm e che il mese dopo misura 4-5 mm, ecco, magari la andiamo a fare controllare. Ecco, prima lei parlava di dati, noi avevamo anche saputo che c'è comunque un aumento sia di tumori sia di melanomi, cioè voi avete registrato un aumento negli ultimi anni, e perché secondo voi c'è stato questo aumento? Questa è una domanda molto interessante e a cui non è facile rispondere completamente. Allora, sicuramente abbiamo visto un aumento, non solo noi, ma è un aumento che è registrato a livello mondiale. E negli ultimi decenni questo aumento è continuo e le cause, una sicuramente è legata ai modelli di esposizione solare che c'erano un po' in passato. E questo è un dato di fatto. Se andiamo a vedere i paesi in cui il melanoma ha l'incidenza maggiore, ecco, l'Australia è il capofila. Questo perché? Perché siamo in un paese, in un continente dove la radiazione ultravioletta è molto importante e dove la popolazione non è autoctona, ma sono la maggior parte immigrati da paesi del nord Europa, quindi pelle chiara, occhi chiari, quindi fototipo più a rischio. E quindi questo mix ha
provocato questo risultato. E infatti dall'Australia già molti anni fa sono partiti, e molto prima di noi, le campagne di prevenzione, le campagne di corretta esposizione al sole, di come comportarsi correttamente, l'uso non solo della crema ma anche degli indumenti, la ricerca dell'ombra, tutti argomenti che abbiamo già da tempo adottato e che raccomandiamo sempre ai nostri pazienti quando parliamo di prevenzione. Come percentuale l'aumento di quanto può essere rispetto magari agli anni passati? Avete visto un incremento di quanto può essere? Da studi recenti che hanno valutato questo, c'è un aumento di 6 volte circa rispetto agli anni 70. È un dato importante. Certo. Quello che è aumentato tanto è in realtà il melanoma in situ. Il melanoma in situ che rappresentava una percentuale, diciamo, non particolarmente significativa di tutti gli melanomi, mentre adesso rappresenta una porzione preponderante della diagnosi di melanomi. E questo sembrerebbe da un certo punto di vista un dato favorevole, che vorrebbe dire se abbiamo tanti più melanomi in situ dovremmo avere meno melanomi invasivi e meno melanomi, meno morti per melanoma. Invece questo purtroppo non si è verificato e quindi qua entra un discorso di cui si sta studiando il fenomeno di overdiagnosi. Un discorso di overdiagnosi che probabilmente ha molte spiegazioni e che magari possiamo cercare di far capire un po' come funziona. Cioè possiamo definire un po' più di attenzione? Un'eccessiva attenzione forse. Eccessiva attenzione, forse eccessivo allarmismo, sì, che porta a dei risultati che in realtà non sono proprio dei risultati favorevoli alla fine. Certo, che paradossalmente arrivano da voi più le persone che sono magari pieni di nei, quindi che vogliono controllarli più volte perché sono preoccupati, o magari le persone che ne hanno meno e che magari dicono no, magari non si sono neanche mai accorti di averli, tutto un tratto li vedono e quindi si preoccupano. Esatto, questa seconda parte, perché proprio c'è un sentire, c'è appunto un mood proprio diffuso che porta a questo tipo di risultato. La paura del melanoma ha scatenato forse un'eccessiva richiesta di controlli che in tanti casi non è motivata ed è dettata più dalla paura, dallo spavento, più che dalla necessità. E quindi proprio bisogna un po' cercare di chiarire questi aspetti. Ecco, noi parliamo anche poi di prevenzione, di come fare e di come magari anche effettuare un autoesame, lo faremo poi, ne parleremo con il dottor Gatti. Prima però ci fermiamo perché c'è una piccola pausa pubblicitaria e poi torniamo nuovamente in studio. Ovviamente sempre il numero in sovraimpressione lo vedete. Rieccoci nuovamente in studio per parlare di nei. Abbiamo insomma parlato anche di un'eccessiva attenzione da parte dei cittadini che magari si trovano con qualche neo oppure che non hanno mai fatto una visita, o addirittura ci diceva il dottor Gatti di persone che non hanno nei ma che vogliono verificare che non ci siano, e questo insomma immagino crei insomma una problematica non indifferente per l'ospedale. Questo sì, perché chiaramente crea un problema di salute pubblica, perché se occupiamo dei posti per questo genere di visite ovviamente rischiamo di non averne per chi magari ha effettivamente dei problemi. E qui è giusto cercare di diffondere un po' di sicurezza, cioè nel senso che c'è tanta paura per il melanoma che si ha paura anche quando non se ne dovrebbe avere. Quindi dobbiamo cercare di acquisire un po' più di consapevolezza del nostro corpo, della nostra superficie cutanea, quindi conoscere. E questo dovremmo farlo senza timore, senza dei pregiudizi, quindi dovremmo riuscire a superare questo blocco e a fare quello che si chiama l'autoesame, l'autovalutazione, che è una delle strategie di prevenzione del melanoma. Ecco, non c'è uno screening, dicevamo prima. No, e infatti per il melanoma non c'è uno screening, non è previsto, ecco, ma perché non è possibile attuarlo e perché tutti gli studi che sono stati fatti di controlli, diciamo, generalizzati su
porzioni di popolazione riguardo i NEI non hanno mai dimostrato che facendo così si riesce a ridurre la mortalità del melanoma. E quindi uno screening che non porta alla riduzione della mortalità della malattia per cui si fa lo screening, ovviamente è un risultato fallimentare. Certo. Poi l'altra considerazione da fare è che è impossibile mirare, perché avere una popolazione a rischio mirata, settorializzata, è abbastanza diffusa, no? Quindi questo non abbiamo possibilità di ridurre il numero di persone da mettere a controllo. Certo. E ogni quanto fare i controlli? Beh, chiaramente si sentono un sacco di cose, tra le visite una volta all'anno, una volta ogni 2 anni, e vengono anche consigliate da specialisti alle volte in maniera non mirata. E questo, diciamo, se noi lo portiamo sulla popolazione è impossibile, perché se pensiamo di vedere anche solo una volta ogni 2 anni, quindi vedere ogni anno metà della popolazione della provincia di Treviso, è un numero impossibile da fare anche facendo solo quello. E poi appunto sapendo che il risultato non è mai stato dimostrato. Quindi dobbiamo vedere persone che hanno dei problemi. Ecco, quando invece si va a selezionare le persone che hanno problemi, quindi nei nuovi, nei sospetti, ecco, allora lì ovviamente l'efficienza è migliore e si riesce ad avere un numero giusto contenuto di visite e a fare il giusto numero di asportazioni e di diagnosi. Parlavamo di overdiagnosi prima. Sì. Ecco, questo... mi scusi che abbiamo forse una chiamata. Buongiorno. Sì. Buongiorno, da dove chiama? Da Padova, Villa Estense. Buongiorno, il suo nome? Lucia Bragion. Lucia. Buongiorno signora Lucia, dica pure. Sì, volevo chiedere al dottor Gatti. Posso parlare? Sì, sì, assolutamente. Lucia. Sì, sì, dica pure signora Lucia. Senta, volevo chiedere, buongiorno intanto. Buongiorno. Volevo chiedere al dottor Gatti, siccome a me è stato tolto un melanoma interno cossea a luglio dell'anno scorso, ho sentito e mi hanno tolto anche un linfonodo linguinale. Sì. Signora Lucia? Sì. Ecco. La domanda? Sì, qual è la domanda quindi? Sì, e mi hanno tolto anche un linfonodo inguinale. Io non ho nessuna cura al momento, solo che ho dei controlli ogni 6 mesi, ma non sto usando nessuna cura. Siccome prima ho sentito che chi ha avuto un intervento di melanoma ha 5-10 anni di vita. No, aspetti, no. Adesso glielo spiega, se non era quello che intendeva. No. Allora signora, se lei ha fatto un intervento per un melanoma con la biopsia del linfonodo sentinella e dopo non è stata seguita da terapie, e presumo che il linfonodo fosse sano e quindi giustamente fa solo i controlli clinici. Quello che dicevo prima è che il rischio di avere una ripresa della malattia, una presentazione di nuovo della malattia, una recidiva, ecco, oppure un nuovo melanoma è più, che non è correlato al primo, è più frequente nei primi 5-10 anni. Questo è, quindi vuol dire che più passa il tempo dalla diagnosi di melanoma, più si abbassa il rischio di avere dei problemi dal melanoma di cui siamo stati operati. Sì, ma recidiva sempre nello stesso punto oppure può essere anche in altri punti? Ecco, può essere anche in altri punti, per questo a seconda del rischio del melanoma che si sta seguendo si fanno esami diversi, si può fare anche solo l'ecografia in alcune situazioni, l'ecografia dei linfonodi, alle volte si fa l'ecografia dei linfonodi e dell'addome, qualche volta è prevista anche una TAC da fare periodicamente per alcuni melanomi con rischio un pochettino più alto. Signora Lucia, sì. Io se è a posto, possiamo andare avanti allora. Io la ringrazio intanto. Aspetti che le chiedo. Infatti io adesso a novembre ho un esame ecografico. Esatto, sì, di solito appunto il controllo è in primo luogo sul bacino linfonodale che è stato operato, quindi nel suo caso se era sulla coscia farà l'ecografia agli inguini come almeno per controllare i linfonodi inguinali.
Ecco, insomma, l'attenzione ovviamente per chi ha avuto questo tipo di problematica ovviamente è alta, la preoccupazione, Certo. lo sentiamo dalla signora Lucia, è Certo, alta. certo. L'importante è trasmettere le informazioni corrette. No? Esatto, ecco. esattamente. Lei prima parlava di autoesame. Sì. Ecco, e dopo facciamo vedere anche delle immagini. Ecco, l'autoesame è un metodo che per le persone che non hanno bisogno di fare i controlli periodici e che, ribadisco, queste persone devono essere identificate dal dermatologo Certo. e seguite dal dermatologo. Per le persone che non hanno bisogno di fare la visita periodica, e sono la maggior parte, è opportuno fare un'autovalutazione periodica. Quando deve essere fatta? Abbastanza spesso da poter essere efficace, quindi almeno 3-4 volte all'anno, che vuol dire ogni 3-4 mesi perdo un po' di tempo a guardarmi l'intera superficie corporea. Mi faccio aiutare magari da una persona di fiducia, certo, per vedere la schiena, il cuoio capelluto, utilizzo gli specchi per magari controllarmi la regione anogenitale, perché anche le regioni un po' nascoste possono alle volte essere sede di insorgenza del melanoma. Chiaro che in queste sedi il ruolo del sole viene a mancare, certo, però ovvio. è più raro, ma succede. E cosa dobbiamo prestare attenzione? Dobbiamo prestare attenzione alle novità, come dicevo. Quindi se vediamo un neo nuovo che prima non avevamo notato e che ha caratteristiche diverse dai nei che avevamo abitualmente sulla pelle, e magari questo ci accorgiamo che nel giro di 2 o 3 mesi aumenta di dimensioni, è bene che lo facciamo controllare. Ecco, possiamo magari vedere delle situazioni. Ecco, facciamo vedere la prima clip intanto. Ecco, la prima clip, Eccola ad esempio, questa è una situazione assolutamente normale dove ci sono un numero limitato di nei, di piccole dimensioni, senza caratteri particolari. Ecco, in questa situazione qua, questa è una persona che non ha bisogno di venire a fare la visita dei nei. No? Adesso noi ci limitiamo solo a questa parte alta della schiena, ma presupponiamo che tutto il resto del corpo sia così, ovviamente. Certo. Ecco, quindi qua non c'è nessun problema. Dovesse comparire qualcosa di visibile, allora vale la pena fare un controllo. Invece nella seconda vediamo... Nella seconda vediamo ugualmente una schiena che ha pochi nei, sì, ne ha 2 che sono un po' più visibili. Allora in questo caso, se questi 2 nei, magari uno dei 2 non era presente ed è improvvisamente comparso, magari diciamo quello sopra, magari col numero 1, anche se più piccolo dell'altro, magari un po' più scuro, e magari 6 mesi prima non ce l'avevamo, ecco è opportuno che andiamo a farlo controllare. Se invece questi 2 nei sono lì da una vita e non si muovono, ecco che già non è necessario farli controllare. Ci può essere anche la possibilità che una persona magari, adesso non in quel punto della schiena, ma magari in una spalla, o che non si sia accorto di avere magari un neo e si accorge e quindi si preoccupa maggiormente, perché dice ma prima mi pareva di non averlo mai questo avuto. Può essere, esatto, proprio per questo dico è bene farlo con regolarità, no? Perché certo, se uno si guarda solo occasionalmente, certo, può perdere di vista qualcosa o può non essere consapevole del fatto magari di aver avuto magari da molto tempo quella lesione. certo. Chiaro, c'è un dubbio, comunque è meglio dirimerlo, ecco, insomma, però nel momento in cui si prende coscienza del problema è bene non perdere il ritmo, cioè proprio calendarizzare, quando faccio il controllo me lo già metto in calendario che faccio questo controllo. Poi una cosa molto utile e che certo, abbiamo in tasca è la fotografia digitale, che può essere una memoria, no, certo, di una situazione allo status quo che posso utilizzare come confronto con una situazione attuale a distanza di qualche mese. L'importante è fare delle foto fatte con calma, bene, certo, in un ambiente ben illuminato, senza ombre, non andando sul particolare perché sennò poi si perde poi certo, la visione d'insieme, ma fare la visione d'insieme di tutta la schiena, poi magari certo, faccio il particolare sopra e sotto, certo, e così per ogni area corporea dove ci sono dei nei. certo. Ecco, e in questo modo posso utilizzarle come confronto e quindi è più facile rendersi conto se c'è qualcosa di nuovo o no. O se, se si modifica un... Esatto, oppure rassicurarsi che qualcosa che mi sembra nuovo in realtà ce l'avevo esattamente identico l'anno prima. No? C'è una terza, eccola qui. Ecco, questa è una terza situazione. Ecco, una situazione di questo genere è opportuno che venga visto dal dermatologo, quindi se non era mai stato valutato. Perché ci sono un numero diciamo discreto di nei con tante lentiggini solari, alcuni nei in formazioni un po' più scure che possono essere anche banali, ecco, non è detto che siano per forza gravi, e il dermatologo con la visita potrà poi decidere se questo è un soggetto da rivedere oppure se è un soggetto da istruire e da rivedere in caso di novità.
quindi non sempre ecco, è necessario impostare per forza un follow-up, oppure magari in questo caso potrà focalizzarsi su 1, 2 o 3 neoformazioni da controllare con la videomicroscopia digitale e da vedere se sono lesioni che evolvono oppure no, e quindi in maniera da selezionare bene i pazienti da ricontrollare e quelli da mandare poi a chirurgia. È consigliabile, dottor Gatti, che magari una persona, non magari con quel tipo di DNE, insomma, e quel numero ovviamente, perché diventa ovviamente più complicato, ma chi ha meno NEI si rivolga magari prima al medico di base e poi al dermatologo, perché magari chi ha meno NEI ne ha magari 1, 2 o 3, insomma sono forse più facili, diciamo. Certo, sì, beh, sicuramente. Perché sennò c'è sempre il famoso afflusso. Certo, è assolutamente corretto fare riferimento al proprio medico di medicina generale, quando si ha un quesito di questo genere chiedere consiglio, perché riceverà un consiglio da un professionista e gli verrà magari raccomandato di fare il controllo perché magari c'è una neoformazione che effettivamente è dubbia o sospetta, oppure se invece la situazione è tranquilla potrà essere tranquillizzato sul fatto che non c'è nessun pericolo, non c'è bisogno, ma di mantenere poi la sorveglianza. Questa è una cosa molto importante. Ecco, il secondo invito, che era quello che diceva lei, insomma, di non essere un po' padroni dei propri controlli, ma chiedere, insomma, a un dermatologo quando si devono rifare, insomma, di non andare a magari fare un controllo ogni 3 mesi, proprio perché poi diventa difficile anche per voi, immagino, gestire la situazione. Esatto, gestire una situazione del genere. Certo, quindi proprio evitare di fare le visite se non si hanno delle situazioni che richiedono una valutazione, quindi se non abbiamo idea di avere una lesione a rischio, se abbiamo una situazione come la prima foto ad esempio, ecco, non è opportuno, non è necessario fare una visita per capire se c'è qualcosa che non va. Ecco, c'è un periodo maggiore dove avete più affluenza? Cioè, mi viene da pensare dopo l'estate, ma non è vero. Qual è il periodo? Beh, adesso un po' meno tutto l'anno. Ecco. Certo, qualche anno fa c'era una maggiore affluenza sia all'inizio dell'estate, quando uno si scopre, ma c'è anche un discorso di, alle volte, picco di diagnosi del melanoma, proprio perché se uno non è abituato a fare l'autoesame regolarmente, si scopre di avere una lesione anomala e la scopre in genere qualcuno che è vicino alla persona, certo, lo fa nel momento in cui uno si scopre. Certo. Ecco, una cosa che è da notare è che nella maggior parte dei casi in cui viene fatta una diagnosi di melanoma, la prima persona che fa la diagnosi, o che perlomeno insomma, si accorge che c'è qualcosa che non va, è il compagno, la compagna o comunque una persona vicino, figlio, figlia, mamma, eccetera, che si accorge che c'è un qualcosa di anomalo. E quindi questo la dice lunga sul fatto che fare l'autocontrollo è importante, perché il melanoma può essere scoperto proprio anche da chi non ha delle competenze specifiche, perché dobbiamo accorgersi dell'anomalia, no? E poi la diagnosi ovviamente la fa lo specialista. Sicuramente ci saranno delle esperienze o viene riferito che alle volte la diagnosi di melanoma è stata fatta durante una visita occasionale fatta per il controllo dei NEI periodico. Certo, è vero, ma questo può succedere per qualsiasi cosa, ma non è che per questo motivo dobbiamo giustificare il fatto di fare delle visite annuali per questo motivo. La stessa cosa la possiamo ottenere nelle situazioni di normalità facendo correttamente l'autovalutazione e andando quando abbiamo il problema. Abbiamo parlato dei fattori, insomma, come il sole. Ci sono altri fattori? C'è una persona che può dire come posso fare magari, perché uno c'è anche questo, per prevenire, è possibile? Prevenire, diciamo, bisogna esporsi il meno possibile ai fattori di rischio primario. L'unico che conosciamo e che possiamo gestire è appunto la scorretta esposizione al sole e ai raggi ultravioletti. Quindi innanzitutto parliamo di raggi ultravioletti artificiali, sarebbe opportuno non esporsi soprattutto sotto i 18 anni, che tra l'altro non sarebbe neanche possibile, e utilizzarli il meno possibile, ecco, per evitare di aggiungere le famose del lampade, danno. Esatto. per chiarire. Le lampade utilizzano gli UVA, che erroneamente anni fa erano stati un po' sottovalutati come potere diciamo dannoso. In realtà gli UVA
possono provocare dei danni al DNA in maniera indiretta attraverso la produzione di sostanze che vanno a danneggiare poi il DNA, a tanto quanto gli UVB, che invece sono in grado di direttamente provocare delle alterazioni sulla catena del DNA. E quindi il fatto di non abusarne è importante. Se noi facciamo una seduta in cabina UVA, è come se ci esponessimo una giornata al sole per la quantità di UVA. Questo perché gli UVA sono meno eritemigeni, cioè ci scottiamo più lentamente, e quindi generalmente nell'esposizione diciamo normale UVA ne prendiamo molto meno di UVB, no? Perché se ci scottiamo per colpa degli UVB, non per colpa degli UVA. Ecco che poi qui entra il discorso delle creme solari, no? Che sono uno degli aspetti della protezione e non erroneamente, come viene considerato alle volte, la protezione solare si fa con la crema. Bisogna metterla in un piano di protezione, quindi prevede la crema, prevede il fatto di sapere che ora è e dove mi sto esponendo, prevede il fatto di essere consapevole che devo cercare di stare anche all'ombra e di utilizzare degli indumenti adatti per le attività che sto facendo in modo da ridurre l'entità di esposizione. Abbiamo anche dei device che sono scaricabili, che sono delle applicazioni meteorologiche, eccetera, che ci dicono dove siamo in quel momento, qual è l'indice UV. Se vediamo che è un indice UV 3 o superiore, sappiamo che è un indice UV che comincia a diventare importante, dal 3 in poi è bene cominciare a proteggersi e quando diventa 6, 7, 8 ecco, è bene cercare di stare anche all'ombra. Non oso pensare a chi usa, e ce ne sono tanti, gli acceleranti della bronzatura. Ma quelli sono un qualcosa che ha un effetto relativo, non è che di per sé siano negativi. Il problema è proprio l'esposizione, quindi la quantità di raggi ultravioletti che è incidente sulla cute, che ovviamente aumenta in base alla latitudine, in base all'orario e il danno aumenta anche in base alla quantità di melanina che io produco, perché se ho la pelle più chiara sono più esposto al danno. Ecco, il discorso della crema è importante perché tante volte si è convinti, usando magari una protezione 50+, di mettersi un qualcosa che ci garantisce la protezione, come se avessimo una pellicola che blocca completamente. Invece non è così, assolutamente no, siamo molto lontani da questo aspetto. E non perché sia scritto qualcosa di non vero sulle etichette, ma perché quel tipo di protezione è una protezione che è studiata e prodotta in condizioni ideali, in laboratorio, e che è uguale per tutti i produttori di questo tipo di cosmetici. Mi scusi, torniamo subito su questa delle creme perché è importante, però c'è una telefonata. Buongiorno. Sì, buongiorno. Sono sempre Lucia di prima, a Bradon di Padova. Ho dimenticato di chiedere al dottore che dopo l'intervento io ho sempre la gamba gonfia. Quest'estate sono sempre stata chiusa in casa perché fa il caldo e sta gamba non riuscivo neanche a andare a fare un giretto di 2-3 ore perché è una gamba enorme. E dopo volevo dire anche, si parla di prevenzione per ste robe, però io quando mi sono accorta del melanoma ho aspettato tra una visita e poi perché mi chiamano per l'intervento, sono passati 4 mesi circa. E in fondo la colpa è anche una parte dell'ULSS allora. Purtroppo sono anche tante le persone. Intanto io la ringrazio signora Lucia per questa ulteriore chiamata, magari facciamo rispondere a tutto, poi torniamo anche a parlare delle creme. Sì, il problema del linfedema è legato appunto all'intervento sui linfonodi che può alterare il flusso del linfatico e quindi produrre una stagnazione di liquido extracellulare extravasale a livello dell'arto inferiore. E ovviamente lì poi bisogna valutare caso per caso, ci sono anche dei trattamenti fisiatrici che possono aiutare. I tempi di attesa chiaramente sì sono un problema e uno dei problemi, come ho detto prima, è anche il fatto di utilizzare bene le risorse, quindi far arrivare le persone giuste nel posto giusto, attivare i percorsi adeguati. 4 mesi, è difficile dire se è un tempo adeguato o non adeguato, adesso non so se è 4 mesi al primo intervento fino alla fine, alla conclusione, però in genere il melanoma non sempre cresce in maniera così rapida e quindi non 4 mesi non è detto che siano una differenza tale da fare la differenza fra una lesione a prognosi buona e una a prognosi meno buona, però sicuramente bisogna lavorare per migliorare e quello che stiamo facendo oggi probabilmente aiuterà forse un pochino.
Parlavamo delle creme, delle diceva, creme. esatto. Ecco, quindi dicevamo, quelle non con 50 più non pensiamo sono... di avere uno scudo che ci protegga in maniera completa, ma dobbiamo sapere esattamente lo strumento che abbiamo, come funziona. Allora, prima cosa da sapere è che quella protezione la si ottiene con una quantità di crema specifica, che sono 2 mg per centimetro quadrato, sì. Che vuol dire che una persona media che ha 1,6, 1,7 di superficie corporea, sì, metri, e deve applicare una quantità di 30-35 grammi di crema. Questo vuol dire che se io vado in vacanza e sto una settimana al mare, mi porto via una confezione da 200 grammi di crema e dopo 5-6 volte che la metto l'ho finita. In realtà l'esperienza è che l'abbiamo usata in 2-3 e ce la portiamo anche a casa. Sì. E infatti studi che sono stati fatti dicono che mediamente se ne mette un quarto di quella che servirebbe, e un quarto significa avere non un quarto della protezione, che sarebbe 12,5, ma meno, cioè diciamo 4-5. Sarebbe portati a dire non serve allora che metto la crema. No, non è vero perché dobbiamo capire come funziona. E va messo più volte? Va messa più volte e spiego perché. Allora, avere una 4-5 di protezione significa che se io in quel momento, in quella situazione, con la pelle che ho, eccetera, mi espongo al sole senza protezione e dopo mezz'ora mi scotto, se io metto la crema mi scotto dopo 4-5 mezze ore, quindi passano 2 ore, 2 ore e mezza. Se io ho rimesso la crema dopo 2 ore, non mi sono esposto nelle ore centrali della giornata, ho cercato anche di stare un po' all'ombra, ecco che comunque mi sono esposto correttamente, non ho avuto un problema. Se io invece ho pensato di utilizzare la crema per allungare i tempi di esposizione, magari per stare al sole in ore in cui non si dovrebbe, ecco che a quel punto non facciamo la cosa corretta e rischiamo di scottarci. Quindi nelle ore più calde evitare di stare al sole, oppure usare anche gli indumenti, no? Indumenti scelti in maniera adeguata per l'attività che faccio, che possono essere anche indumenti tecnici specifici per l'attività, ad esempio. Quindi quelle persone, abbiamo parlato di creme 50 più, che insomma dovrebbe essere una crema, come dice lei, non è uno scudo, però una crema insomma, che dà una usata buona... bene, funziona bene, esatto. Ecco, funziona bene. E invece le creme che sono meno protettive, tra virgolette, quelle insomma tipo da 20, 30... Diciamo che si sconsiglia di utilizzare a scopo protettivo per l'esposizione protezioni inferiori a 30. Ecco, poi il resto può essere magari utilizzato anche a scopo anti-aging, ad esempio, anti-invecchiamento del viso, quindi ci sono tante creme da viso da utilizzare comunemente e quotidianamente che hanno almeno una protezione 15 o 20. Però ecco, queste protezioni non dovrebbero essere utilizzate per una protezione se vado a espormi al sole, al mare, in montagna o per fare attività all'aperto prolungata. Ecco, non so se c'era una telefonata. No, ecco no, perché avevo visto il telefono. Siamo però quasi alla fine. Quindi insomma i consigli sono quelli di proteggersi. Sì, giusto? Quindi proteggersi dal sole, quindi fattori primari. Fare correttamente l'autovalutazione, eventualmente chiedere consiglio al proprio medico di medicina generale per valutare se la situazione dei nei richiede una valutazione specialistica oppure no, e mantenere poi l'abitudine a fare l'autoesame in modo da rendersi conto se ho qualcosa di dubbio, di sospetto, di nuovo, di irregolare, da fare a quel punto sottoporre all'attenzione del dermatologo. Siamo arrivati davvero al termine, io ringrazio davvero il dottor Gatti per essere stato con noi, speriamo di aver chiarito insomma, questa che è una problematica che colpisce davvero tantissime persone, quella dei nei normali, e proprio per questo insomma, di evitare di recarsi in ospedale perché poi si prende il posto di qualcuno che in realtà il problema ce l'ha. Abbiamo sentito la signora Lucia, grazie davvero per essere stato con noi. Grazie, e io devo ringraziare comunque tutto il mio staff, medici, infermieri e OS che comunque in questi mesi stanno veramente dando l'anima per riuscire a fare il lavoro e lo fanno con cuore. Grazie, grazie davvero. Grazie. Siamo arrivati al termine, l'appuntamento per la prima edizione per domani e adesso subito dopo la pubblicità ci sarà il film. Grazie, grazie anche ai registi che ci hanno seguito fin qua. Grazie, arrivederci.